minuto e mezzo, che voleva ma mi dire? tocca, no, devo replicare Non comunque. tutto, A chi deve replicare? Una Su una. No, velocissimo. Intanto io non conosco, ma no, solo per dire, intanto per dire il programma, ma poi per dire, io non conosco un solo politico di un paese civile del mondo che si prende una condanna e invece di scontarla, sta in televisione, nelle piazze a far politica. Poi se vogliamo dire che in Italia è normale questo. Dopodiché, no, non è campagna elettorale, perché è la fino a quando realtà. sarai tu a pronunciare queste parole, per noi saranno soltanto voti in più, capisci? Ma guarda, non credo, ma gli italiani si sono svegliati, non pensate. Detto questo, scusatemi, io vorrei dire una sola cosa. Intanto l'Italia dei Valori nell'Alde, ma in Parlamento europeo ha fatto degli interventi straordinari, uno per tutti. Vorremmo sapere per esempio cosa ha votato Forza Italia quando si è fatto l'accordo col Marocco, che ha massacrato il sud d'Italia, l'economia e l'agricoltura del sud a vantaggio dell'Europa del Nord. L'Italia dei Valori ha votato contro. Dopodiché vorremmo parlare di quello che vogliamo fare noi dell'Italia dei Valori in Europa, perché di questo non si è parlato e nessuno ne ha parlato. Contratto collettivo di lavoro europeo, in maniera tale che ci siano gli stessi diritti ai lavoratori italiani e in Europa, fisco europeo per fare in modo che ci siano le stesse tasse e la stessa imposizione fiscale, tasso soglia di usura europeo per fare in modo che le banche oltre un certo limite non possano erogare il credito e diventa usura, e questo deve valere per tutta l'Europa, pari condizioni. E poi vogliamo un'Europa denuclearizzata. Noi abbiamo fatto ma che ha chiesto il programma, dobbiamo chiudere, facciamo chiudere Alessia Rota.